È uscito dal reparto l'ultimo paziente ricoverato nella seconda terapia Covid all'ospedale di Udine. Resta aperta la prima con 13 posti letto. Il vicepresidente Riccardi questa giornata resterà nella storia. Indagato dalla Procura di Bologna per aver concordato incontri con una minorenne per ottenere prestazioni sessuali, un funzionario della questura di Udine è stato posto ai domiciliari e sospeso dal servizio. Il campo nomadi di via Monte Sebusi a Udine consuma 100.000 litri d'acqua al giorno, l'ha segnalato il CAFC al comune che paga la bolletta da 26.000 euro all'anno, almeno fino ad oggi, sopralluogo del sindaco Fontanini. Per contrastare il caro benzina la Regione ha in mente di riproporre il super sconto, la Giunta Federica sta individuando le risorse economiche in vista della nuova legge sui carburanti, previsti aiuti anche per le bollette. Sabato inizia la stagione delle ginnaste dell'ASU che si presentano a Cuneo con la squadra più giovane tra le big, con 2 debuttanti in A1. In Piemonte ci sarà anche Alexandra Giurgiugulese. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Questa giornata resterà nella storia, lo ha detto il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi annunciando l'uscita dal reparto dell'ultimo paziente ricoverato nella seconda terapia Covid dell'ospedale di Udine. Resta aperta la prima con 13 posti letto. Il calo di ricoveri che si registra in tutte le strutture sanitarie della Regione fa ben sperare per una ripresa delle attività di routine. Giornata storica, si svuota una delle 2 terapie intensive dell'ospedale di Udine dedicate ai pazienti contagiati dal Covid. In particolare si svuota quella da 10 posti e rimane l'altra da 13 posti che alle 17 ospitava 10 pazienti, di cui 9 intubati. A darne notizia su Twitter è stato il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Un timore importante, ha scritto buone notizie, accompagnando il testo con le immagini dell'ultimo paziente che esce dalla terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale di Udine. L'infezione cala da diversi giorni e coerentemente stiamo vedendo una domanda ospedaliera che sta cominciando a calare. Questa è la risposta che in questo caso riguarda la terapia intensiva. Ci auguriamo che questa tendenza prosegua perché a quel punto davvero potremo ricominciare nelle attività dell'applicazione del piano di recupero delle altre patologie. Oggi sicuramente è una tappa importante. C'è una coerenza di riduzione da tutte le parti negli ospedali. La domanda ospedaliera sta calando pur gradualmente, però se questa tendenza dovesse confermarsi nel tempo, insomma, possiamo dire che la fase critica è superata e pensiamo ad altro. E le persone ricoverate in terapia intensiva in Friuli Venezia Giulia scendono a 23. Calano a 368 anche i pazienti ospedalizzati negli altri reparti delle aziende sanitarie regionali. Complessivamente sono mancate nelle ultime 24 ore 9 persone per problemi legati al SARS-CoV-2, tra loro anche un 65enne di Lestizza deceduto in ospedale. Sono 1.277 nuovi contagi totali emersi da 16.448 tamponi. E calano quasi del 42% i nuovi contagi da Covid in Friuli Venezia Giulia nella settimana dal 9 al 15 febbraio rispetto alla precedente. Diminuiscono anche i casi attualmente positivi su 100.000 abitanti, passati da 3.526 a 2.685. Quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, la quale evidenzia come a livello nazionale il calo dei contagi si attesti al 32% e sia legato alla diminuzione dei tamponi effettuati meno 28% e alla ridotta circolazione virale che resta comunque ancora elevata. Il tasso di positività ai tamponi resta infatti stabile, cominciano a diminuire anche i decessi, calati a livello nazionale del 16% rispetto alla settimana precedente. Si allenta ulteriormente la pressione sulle strutture sanitarie, i ricoveri dei pazienti Covid nelle aree mediche diminuiscono del 15%, quelli in terapia intensiva quasi del 19%. In Friuli Venezia Giulia rimangono ancora sopra la soglia di saturazione ai posti letto in area medica, il 30,5%, in terapia intensiva 17,1% occupati da pazienti Covid.
Se la situazione resta questa, credo che presto potremmo lasciarci alle spalle il Green Pass. Dillo il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che però punta il dito sui movimenti Novax e No Pass. Finora nella tempesta si sono riparati con l'ombrello degli altri. Vediamo se adesso usciranno allo scoperto i loro veri obiettivi. Se le curve dei contagi e delle ospedalizzazioni continueranno ad andare come in questi ultimi giorni, penso che potremmo anche lasciarci alle spalle il Green Pass. È ovvio che la pandemia ci ha abituato a sorprese inaspettate, spesso negative, e in mezzo a una pandemia certezze assolute non ce ne sono, né che rimarrà quando viene tolto il Green Pass, né che rimarrà fino a quando. Penso che ci siano ormai in alcuni casi posizioni ideologiche politicizzate sulla pandemia, è sbagliato. Dobbiamo essere molto concreti e pragmatici, affrontare il momento e quindi prendere le decisioni corrette. Io faccio un esempio, è come se la pandemia è stato un temporale forte e drammatico, uno esce con l'ombrello. Quando il tempo incomincia a rasserenarsi e si scorge il sole in lontananza, dice quando c'era il sole l'ombrello potrò chiuderlo. Poi invece c'è qualcuno che diceva che l'ombrello non bisognava mai usarlo e bisognava vivere sotto il temporale nefasto. Dall'altro c'è chi invece dice anche se torna il sole tu tieni comunque l'ombrello a prescindere. Un po' di equilibrio nel paese servirebbe. Politicizzare o strumentalizzare una pandemia mi sembra profondamente sbagliato. Senta, un'ultima domanda, però probabilmente chi non si è vaccinato, abbiamo visto molte manifestazioni, si sta sfregando le mani. Ma sono quelli che giravano senza ombrello in mezzo alla tempesta. Delle volte si sono riparati dagli ombrelli degli altri, che si sono vaccinati, hanno difeso la comunità e hanno fatto sì che gli ospedali non si saturassero. Purtroppo i numeri ancora oggi ci dicono che una piccola percentuale di non vaccinati comporta un gran numero di ospedalizzazioni. Io non riesco ancora a capire perché bisogna inseguire teorie complottistiche antiscientifiche che prima di tutto fanno male a noi stessi. Via il Green Pass, finiscono le frizioni secondo lei o non finisce qui? Ma penso che sia un movimento, quello dei no Green Pass, no Vax ed altro, un movimento di complottismo, antisistema a prescindere, e quindi non so, ma io le scelte che faccio, ribadisco, posso fare degli errori, non c'è dubbio, ma non sono per fare un favore o un fastidio a qualcuno. Io faccio le scelte che in coscienza ritengo opportuno. Purtroppo non è sempre così ed anche i leader di queste manifestazioni mi sembra che invece si stiano strumentalizzando qualche ingenuo a secondi fini. Non a caso vedo liste di nuove forze politiche pronte a guadagnarsi un seggio in Parlamento. Complimenti, complimenti. Se questa era la lotta per la libertà, sì, forse è per la libertà del portafoglio di chi si vuole candidare. Obbligo vaccinale per gli over 50 e Green Pass stanno mettendo a dura prova le tenute delle piccole aziende del comparto artigiano. L'allarme è stato lanciato da Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone. Piccole aziende del Friuli occidentale messe in ginocchio da obbligo vaccinale per gli over 50 e Green Pass. L'allarme è stato lanciato da Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone. È così che realtà produttive con 4-5 dipendenti si sono trovate nella situazione di dover rallentare i ritmi di lavoro o ancor peggio interrompere la produzione. Sono stati 2 anni pesanti per l'artigianato, 2 anni difficili, del quale speriamo di uscirne bene. I problemi non sono finiti perché specialmente nelle piccole aziende l'impossibilità per gli over 50 e anche per i Novax più radicali di lavorare crea dei problemi, come ho avuto occasione di dire altre volte. In un'azienda di 4 dipendenti, 5 dipendenti, averne uno, in qualche caso anche 2, che non vengono a lavorare per il divieto, per non avere il Green Pass, crea dei grossi problemi di funzionamento di queste aziende. Si sono scaricate sulle aziende una serie di problematiche che dovevano essere risolte, a mio avviso, in altro modo. E le categorie economiche concordano con il Presidente della Regione, Fedriga, l'abbiamo ascoltato prima sul tema Green Pass, vogliono tornare alla normalità, lo strumento del Green Pass va rivisto, a dirlo al Presidente di Ascom Confcommercio Pordenone, Fabio Pillon, che chiede un atto di coraggio a Governo e Comitato Tecnico Scientifico. Io voglio tornare alla normalità. Voglia di tornare alla normalità, di lasciarsi alle spalle un'emergenza sanitaria che ha aperto molte ferite sociali ed economiche.
Il nuovo presidente di Ascom Confcommercio Pordenone, Fabio Pillon, chiede che venga revisionato l'utilizzo del Green Pass e invita governo e comitato tecnico scientifico a dire se effettivamente lo stato di emergenza sta per concludersi. Il Green Pass è stato uno strumento che forse, io sono convinto, ci ha permesso di superare questo momentaccio. Come tutti gli strumenti abbiano bisogno anche di revisione, per cui penso che il comitato tecnico scientifico e il governo devono assumersi la responsabilità per decidere se veramente l'emergenza sta finendo e quindi affrontare un periodo di tranquillità e di serenità che ridia normalità alle persone e quindi anche al sistema del commercio. Ed ora torniamo a Udine. Dalla prossima settimana sarà attivo nuovamente lo sportello del centro vaccinale dell'ente Fiera di Martignaco per risolvere i problemi legati al Green Pass nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì dalle 14:30 alle 18:30. Nella prima settimana l'85% dei casi risolti direttamente allo sportello, il 15% invece è stato preso in carico. L'iniziativa è stata talmente apprezzata che abbiamo pensato di riproporla già la prossima settimana. Lunedì, martedì e venerdì dalle 14:30 alle 18:30. Abbiamo risolto in 3 giornate centinaia di casi, abbiamo gestito circa 500 utenti. Siamo stati in grado di risolvere l'85% dei casi direttamente in sportello. Il restante 15% è stato preso comunque in carico e verrà risolto da noi, insomma, nei giorni successivi. L'apertura dello sportello ha agevolato e ridotto il carico di chiamate per i volontari del numero verde Covid e ha visto il prezioso supporto della Protezione Civile in sede. Solo qui in questo centro hanno erogato più di 20.000 ore uomo, vedendo impegnati almeno 10 gruppi comunali e non meno di 6 o 7 associazioni quotidianamente dalla mattina alla sera in maniera indefessa e devo dire davvero lodevole. La Procura di Pordenone ha formulato le ipotesi di reato di omicidio e incendio colposo contro ignoti per l'esplosione di Pinzano al Tagliamento che ha causato la morte di una donna. I periti sono concentrati sulle origini della fuga di gas. Omicidio e incendio colposo, queste le ipotesi di reato a carico di ignoti formulate dalla Procura di Pordenone nel procedimento penale in relazione all'esplosione avvenuta nel deposito di bibite della ditta Chieu mercoledì mattina a Pinzano al Tagliamento, nella quale è morta la commercialista 63enne Nelly Tramontin. Lo ha comunicato in una nota il procuratore Raffaele Tito. La donna, stando ai primi rilievi, è deceduta per politraumi e ustioni in seguito allo scoppio. Le indagini, coordinate dalla Procura per verificare l'origine esatta della deflagrazione, come evidenziato dal procuratore, proseguiranno con attività tecnico-scientifiche attraverso consulenti sui reperti che sono stati sequestrati. L'attenzione dei vigili del fuoco, che ieri hanno lavorato per tutta la giornata per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza lo scenario e raccogliere le prime prove, si è concentrata sulla fuga di gas che ha causato lo scoppio, fuoriuscito da una bombola a GPL che alimentava una stufa catalitica. Quest'ultima era spenta, così come la bombola era stata chiusa la sera precedente da un dipendente della ditta. Resta dunque da capire come il gas sia fuoriuscito e su questo si stanno concentrando le perizie dei pompieri, che sul tavolo hanno varie ipotesi, ma è ancora troppo presto per arrivare a conclusioni. Di certo c'è che la stanza non si è saturata di gas. Se così fosse stato, confermano i vigili del fuoco, non ci sarebbe stato lo scoppio. La quantità di GPL che si deve combinare con l'ambiente per causare l'esplosione deve essere in basse percentuali. Dunque o la perdita di gas era minima o era in atto da poco tempo al momento dell'ingresso della donna nella stanza. L'origine dell'innesco è certamente di natura elettrica, probabilmente data dall'accensione della luce, ma in teoria potrebbe essere anche avvenuta per una frequenza trasmessa da un cellulare. Tutte le ipotesi sono al vaglio e serviranno alcuni giorni per avere una relazione completa. Intanto continuano gli attestati di vicinanza al marito Valentino, rimasto illeso perché al piano superiore, e alle figlie della donna. Tutta la comunità di Pinzano, con in testa il sindaco Emiliano De Biasio, si è stretta attorno a loro. Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre da Trieste, il cui cadavere è stato ritrovato il 5 gennaio, aveva nascosto dietro un quadro appeso in casa un biglietto con i codici di accesso al suo conto corrente. La scorsa estate aveva mostrato il nascondiglio al fratello Sergio perché aveva detto non si sa mai. Lo ha riferito Sergio Resinovic durante la puntata di Chi l'ha visto in onda ieri sera su Rai 3, spiegando che ora il biglietto è sparito. Secondo quanto affermato da Liliana, ha detto Sergio, il marito Sebastiano Visintin non era a conoscenza del nascondiglio. Dopo la morte della donna, il fratello ha raccolto alcuni effetti personali di lei dell'abitazione
abitazioni di via Verrocchio, tra cui quadri e foto di famiglia. Quando sono tornato a casa mia, ha quindi precisato Sergio, ho cercato il biglietto per vedere se aveva scritto anche altro. Ho controllato tutti i quadri, li ho smontati e il foglietto non c'era. Non so da quanto mancasse da nascondiglio o chi l'abbia portato via. In casa a Sedegliano aveva una sorta di bazar della droga con sostanze di ogni tipo. Il Tribunale di Udine lo ha condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Era stato trovato in possesso di droghe di tutti i tipi, dall'ecstasy alla marijuana e di tutti gli strumenti per il confezionamento delle dosi, ed era stato accusato di aver ceduto in più occasioni cocaina a una donna del Friuli Occidentale. Il Tribunale di Udine oggi gli ha presentato un conto molto salato. Il giudice Daniele Falischini Barnaba lo ha condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione, oltre a 27.000 euro di multa, 2 anni di reclusione in più rispetto alle richieste del pubblico ministero. A finire nei guai è un quarantenne di Sedegliano, con precedenti specifici. Lunga la lista delle sostanze trovate nella sua disponibilità nell'ottobre del 2020 nella sua casa di Turrida, una sorta di bazar dello stupefacente. 35,5 grammi di marijuana, 73 di cocaina, 12 di crack, 24 millilitri di popper e soprattutto quasi 1000 pasticche di ecstasy, oltre ad altri 4,6 grammi in polvere. Il tutto accompagnato da sostanze, bilancine e altri materiali necessari per la preparazione delle dosi. La condanna appare eccessiva, commenta il difensore, l'avvocato Andrea Sandra, anche perché non c'è prova di cessione. La donna, che per l'accusa aveva ricevuto la droga, ha dichiarato di non essersi mai rifornita da lui, scontato l'appello. Arresti domiciliari per un funzionario della questura di Udine, accusato di aver concordato incontri con una minorenne per ottenere dalla ragazza prestazioni sessuali a pagamento. I fatti, secondo l'accusa, sono avvenuti a Bologna nel 2018, città nella quale si sarebbero svolti gli incontri e dove nel poliziotto nella ragazza non mai vissuto o lavorato. A finire sotto inchiesta è un dirigente della questura friulana, immediatamente sospeso dal servizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A chiedere per lui gli arresti domiciliari è stata la Procura della Repubblica di Bologna, che coordina le indagini. Gli arresti sono scattati martedì scorso. A darne notizia è stata in serata la questura di Udine. 3 medici sono stati rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina morto nella sua camera d'albergo a Udine, dove si trovava insieme alla squadra alla vigilia di una sfida in campionato contro l'Udinese. L'ipotesi di reato è la falsificazione di un certificato medico di idoneità sportiva, frutto di un esame mai effettuato, che avrebbe permesso ad Astori di continuare a giocare nonostante il problema cardiaco che l'avrebbe poi portato alla morte. La prima udienza è fissata per il 16 dicembre 2022. Tra i 3 medici c'è anche Giorgio Galanti, direttore della medicina dello sport di Careggi, già condannato a 1 anno per omicidio colposo nella stessa vicenda. È stato stroncato a Gorizia un traffico internazionale di sigarette di contrabbando. Sono stati sequestrati 12 milioni di pacchetti di bionde confezionate in provincia di Padova. 8 persone sono state denunciate. Una banda di italiani, moldavi e rumeni era pronta ad immettere sul mercato 12 milioni di pacchetti di sigarette di contrabbando che avrebbero fruttato oltre 36 milioni con un'evasione di imposte per 45, ma le fiamme gialle l'hanno bloccata a Gorizia prima che raggiungesse la Slovenia. Il traffico di bionde tra l'Italia e l'Est Europa è stato stroncato dalla Guardia di Finanza di Padova in collaborazione con i comandi provinciali di Firenze e Trieste. La banda aveva creato la base logistica della propria attività in provincia di Padova, dove era stoccato il materiale per il confezionamento delle bionde. Nel capannone di un'azienda del settore delle materie plastiche sono stati visti arrivare 600 bancali di semi lavorati per sigarette. Nel periodo di Ferragosto da qui sono partiti per la Slovenia a 2 6 autoarticolati scortati da autostaffetta per contrastare l'eventuale presenza di forze dell'ordine. I primi 2 tir sono stati bloccati in provincia di Gorizia, gli altri 4 tra Venezia e Padova. Gli autisti avevano diversi telefoni cellulari, denaro contante e 70 targhe rumene, risultate falsificate. Sono stati sequestrati tutti. 8 persone sono state denunciate per concorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri, introduzione nel territorio di Stato di marchi contraffatti e ricettazione.
Sono state effettuate perquisizioni anche nelle province di Udine e Pordenone nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia su disposizione della Procura della Repubblica che ha portato al sequestro di beni immobili e immobili per 22 milioni di euro a cittadini cinesi sotto inchiesta per evasione fiscale nell'ambito del commercio di abbigliamento. L'indagine ha preso avvio dall'operato di una persona che, pur risultando nulla tenente, gestiva ingenti traffici di denaro su conti correnti di diverse imprese che non dichiaravano redditi al fisco. È stato accertato che tra il 2013 e il 2019 le imprese hanno registrato affari per 50 milioni di euro, evadendone 22. Sono 20 le perquisizioni che hanno visto impegnati 100 finanzieri in 6 regioni italiane. Una lite tra ciclisti e automobilisti finisce in tribunale. A Udine il giudice condanna gli uomini al volante. Misero in pericolo 2 ciclisti, uno dei quali fu spinto contro un'automobile in transito. Per questo un bergamasco di 31 anni e un friulano di 34 anni sono stati condannati dal Tribunale di Udine rispettivamente a 9 mesi e a 4 mesi di reclusione, pene sospese. La vicenda risale all'agosto del 2019 quando, a Cividale, i 2 condannati con le proprie autovetture hanno stretto a bordo strada i ciclisti, 2 udinesi di 55 e 34 anni, costringendoli a fermarsi. Il ciclista più giovane, quindi, ha dato una manata sul lunotto di una delle vetture. Fermato improvvisamente il mezzo, il bergamasco è sceso e ha spinto il malcapitato contro un'automobile che stava arrivando in senso opposto, per fortuna a bassa velocità, procurandogli un trauma cranico e contusioni guaribili in 8 giorni e la rottura degli occhiali. I 2 imputati sono stati condannati anche al risarcimento dei danni morali e materiali. Per contrastare il caro benzina, la Regione potrebbe riproporre il super sconto come un anno fa. La Giunta Federica sta individuando le risorse economiche in vista della nuova legge sui carburanti. Previsti aiuti anche sul fronte delle bollette di luce e gas. Il super sconto sul carburante potrebbe presto essere di nuovo realtà in Friuli Venezia Giulia. Per far fronte al caro benzina, la Regione è pronta a introdurre nuove misure a breve e medio termine, tra cui il maxi contributo già in vigore un anno fa. Per le benzine agevolate da subito si può intervenire sul prezzo, trovando risorse che al momento non ci sono, ma sono ottimista, per andare a effettuare il super sconto come è stato fatto un anno fa. Nei mesi successivi ci sarà una legge carburanti ad hoc che prevederà altre fasce scontistiche in base a quelle che saranno le leggi di mercato. La fascia zero, quando sarà, ovviamente deve essere licenziata dal Consiglio regionale su mia proposta, andare a avvicinare quel tipo di prezzo alla fascia confinaria. Ovviamente che in quel caso ci vogliono ulteriori risorse, quindi i propositi sono questi, poi bisogna trovare anche i soldi da metterci sopra. E anche sul fronte delle bollette di luce e gas alle stelle sono in programma aiuti immediati accanto a strategie di lungo respiro. Sul caro energia aspettiamo gli interventi del governo e poi vediamo che la Regione faccia la propria parte. Io nel mio piccolo metto a disposizione quello che sarà possibile per venire incontro sia alle esigenze delle famiglie come pure quella degli imprenditori. Le grandi centrali idroelettriche dopo quasi un secolo ritornano in pancia al pubblico, ci sarà una società regionale di energia che potrà lavorare a tutto tondo, quindi non solo con le centrali idroelettriche, per andare a dare migliori servizi e migliori tariffe al territorio della nostra regione. Però questo succederà a cavallo fra quest'anno e il prossimo. E saranno questi i temi della puntata di questa sera di Economai Friuli Venezia Giulia a partire dalle 21. Presente in studio l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, imprenditori e associazioni di consumatori. Saranno proposte testimonianze dal mondo delle imprese e delle famiglie, possibili soluzioni in vista. Dal contrasto ai rincari agli sprechi, il campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine consuma 100.000 litri d'acqua al giorno. La sconvolgente scoperta è stata fatta dal CAFC, la società di gestione che ha subito avvisato il municipio udinese che su quel terreno paga le utenze. Il sindaco Pietro Fontanini ha confermato il dato. 100.000 litri d'acqua al giorno. È uno spreco senza pari quello registrato dal CAFC per il campo nomadi di via Monte Seibusi a Udine. Per fare qualche paragone è come se ogni giorno venissero compiuti 2000 cicli completi di lavatrice o venissero riempite 1000 vasche da bagno standard. E che invece in questo caso per buona parte si perdono in rivoletti e tubature usurate e vecchie.
Il CAFC, come detto, si è accorto dei numeri anomali e ha avvisato il comune di Udine che in quel terreno paga le utenze e che oggi ha verificato la situazione con il sindaco Pietro Fontanini in prima persona ad ispezionare il campo. E così i tecnici si sono trovati davanti contatori letteralmente impazziti. In 2 mesi è andato su di 800, ne ha fatta 38. A regime il campo nomadi ci costa tra i 24.000 e i 26.000 euro l'anno solo d'acqua, ha commentato il sindaco Pietro Fontanini, ma con l'impennata degli ultimi mesi è ragionevole pensare che i costi possano aumentare ancora. È surreale pensare di spendere cifre folli per un campo nomadi che consuma acqua come fosse una cittadella dello sport, conclude il sindaco, con tanto di piscine olimpioniche. L'Osservatorio regionale antimafia ha organizzato un incontro con i vertici nazionali del coordinamento delle commissioni sul contrasto della criminalità organizzata per fare il punto sulle attività intraprese sulle strade da percorrere. Prosegue l'attività di aggiornamento dell'Osservatorio regionale antimafie che oggi ha organizzato un incontro con il coordinamento nazionale delle commissioni e degli osservatori regionali, un progetto in cui il Consiglio regionale crede molto, tanto da aver firmato una convenzione con le università friulana e giuliana per affiancare l'attività dell'osservatorio degli studenti e dei tirocinanti. La pervasività delle mafie non è solo nei luoghi nel cui sono nate, ma ormai coinvolgono tutto il nostro paese, anche devo dire paesi europei. E allora è importante che presso i consigli regionali d'Italia siano costituite commissioni, osservatori fatti da persone esperte, competenti, che hanno affrontato il problema dell'infiltrazione mafiosa, proprio per controllare, verificare, segnalare tutti quelle situazioni che possono in qualche modo prefigurare un'infiltrazione mafiosa. E questo a tutela del tessuto socio-economico. Sono molto orgoglioso che il nostro osservatorio stia lavorando tra l'altro con una serie di stage rivolti proprio a ragazzi e ragazze che studiano nelle nostre università, quella di Udine e quella di Trieste, e che si specializzino nel contrasto alle infiltrazioni mafiose, conoscendo il problema e confrontandosi con colleghi che vengono da tutta Italia. Torniamo alla notizia degli arresti domiciliari ai quali è stato sottoposto un funzionario della Questura di Udine. Da quanto si è saputo, si tratta del dirigente della divisione amministrativa Giovanni Belmonte. È accusato di aver concordato incontri con una minorenne per ottenere dalla ragazza prestazioni sessuali a pagamento. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi di una prostituta. I fatti sarebbero avvenuti a Bologna nel 2018, città nella quale si sarebbero svolti gli incontri e dove né Belmonte né la ragazza hanno mai vissuto o lavorato. L'inchiesta è condotta dalla Procura della Repubblica di Bologna. Belmonte è stato sospeso dal servizio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ogni presidio sanitario del territorio avrà un suo ruolo specifico e quanto si prefigge la riforma regionale della sanità che oggi è stata presentata in prima battuta all'ospedale di Cividale. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha illustrato il progetto di ampliamento della struttura sanitaria della città ducale che prevede un investimento da 11 milioni di euro. Con Cividale è iniziato in regione il giro del presidente Massimiliano Fedriga per illustrare i progetti per le strutture sanitarie del territorio, che avranno ognuna un ruolo specifico, utilizzando, oltre alla programmazione della regione, le risorse del PNRR. Qui a Cividale ci saranno 2 cuori importanti del sistema sanitario regionale, ovvero tutta la parte di cure intermedie e la parte del territorio. Con un investimento di quasi 11 milioni di euro in questo presidio e con un aumento di posti letto in questo presidio. Quindi chi raccontava che Cividale sarebbe stato chiuso o penalizzato non è così. Non soltanto riaprirà tutto quello che oggi è sospeso causa pandemia, ma ci saranno maggiori attività. Andremo oltretutto a presentare da qui alle prossime settimane in ogni ambito non soltanto le scelte che sono anche previste nella riforma e negli atti aziendali, ma andremo anche a presentare gli investimenti che verranno fatti da quei prossimi anni. Caratteristiche dell'intervento per quanto riguarda il distretto di Cividale. Vedrà la creazione di nuovi spazi dedicati all'ospedale di comunità, 8 posti letto per SUA, perché sono i posti letto dedicati alla
riabilitazione protratta ed essenza protratta, e naturalmente anche per quanto riguarda 8 posti letto di hospice, accompagnati naturalmente dalla novità della casa della comunità, che sarà il raccoglitore naturalmente di quella integrazione sociosanitaria di cui il sistema ha estremamente bisogno. Ottimo l'andamento della stagione invernale a Forni di Sopra, che registra numeri pre-Covid. La Regione ha annunciato oggi maxi investimenti per il demanio sciabile del Varmost, con progetti dedicati anche alla stagione estiva. Si conferma anche a Forni di Sopra un positivo andamento della stagione invernale. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, si registrano infatti i numeri pre-Covid. Grande la soddisfazione degli operatori locali e dell'assessore regionale al turismo Sergio Omidio Bini, oggi in visita alle strutture. Finora noi abbiamo investito oltre 7 milioni di euro e cercando di dare delle progettualità a medio termine, sia per quanto riguarda la montagna invernale ma anche per quanto riguarda la montagna estiva. Guardate, qua ci troviamo in un paradiso naturale, in uno dei poli, se non il polo più alto sciistico del Friuli Venezia Giulia, le Dolomiti friulane, una bellezza. Insomma, la regione Friuli Venezia Giulia sta investendo in tutte le montagne, in tutti i poli, abbiamo messo oltre 70 milioni di euro, insomma cerchiamo di far sì che le nostre montagne già frequentate lo siano ancora di più da qui ai prossimi anni. Bufera politica a Muggia, dove l'assessore Pantaleo ha risposto facendo il dito medio a un consigliere che lo aveva ripreso mentre si faceva la barba durante il consiglio comunale online. Il sindaco Polidori gli farà un richiamo formale senza però toccargli le deleghe. Non si placano le polemiche che hanno investito l'assessore di Muggia, il leghista Tullio Pantaleo, che in diretta streaming durante il consiglio di mercoledì si è fatto tranquillamente la barba mentre la discussione era in atto. Il gesto ha scatenato la reazione dei consiglieri di opposizione che chiedevano rispetto. In particolare lo ha fatto Riccardo Bensi del PD, che si è rivolto anche al sindaco Paolo Polidori. Pantaleo, non parlando, non è finito sulla schermata principale, ma i partecipanti alla discussione lo vedevano benissimo. Ne è scaturita una discussione alla quale Pantaleo, posato il rasoio, ha risposto con un gestaccio alzando il dito medio. Il tutto è poi finito nei post su Facebook del PD locale della lista Bussani. Certo non una bella pagina di politica a prescindere dalle responsabilità e dagli intenti. Pantaleo, 74 anni, assessore esterno con deleghe a cura e tutela della città, cittadinanza attiva e verde pubblico. Il primo cittadino a Borce Ferme si è riguardato filmati e foto. Pantaleo non è certo avvezzo alla tecnologia e non si è accorto di radersi a favore di webcam, commenta Polidori, e questo può essere perdonato. Tuttavia il gestaccio successivo, che le immagini riportano in maniera inequivocabile, è assolutamente da condannare, prosegue Polidori, che assicura: farò un richiamo formale all'assessore. Deleghe a rischio? Per il sindaco no, un errore si perdona, dice, ma se si ripetesse non passerei sopra. Credo Pantaleo abbia compreso, conclude. Il sindaco intanto farà una verifica con il segretario comunale sulle norme privacy e scriverà una nota a tutti i consiglieri invitandoli a non diffondere immagini personali, seppur riguardanti personaggi pubblici, al di fuori degli interventi video ufficiali. Insomma, Pantaleo è stato perdonato sul filo del rasoio. I brani tradizionali della Bisiaccaria, tra i quali l'inno di Monfalcone Viva la Rocca, sono stati tradotti in varie lingue straniere, fra le quali il bengalese. L'originale iniziativa è stata inserita in una pubblicazione in occasione del Carnevale della Città dei Cantieri, ma il sindaco Cisint dice: io canterò rigorosamente in bisiaco. In quel libricino che cosa succede? Ma quello è un libricino, diciamo un appendice che riguarda un po' la cantada, in questo caso la cantadina dei Putei. No, questo fa parte di un progetto che la Proloco di Monfalcone ha vinto per quanto riguarda un bando regionale per la salvaguardia di dialetti veneti. È proprio per insegnare ai bambini, sin da piccoli, soprattutto quelli stranieri, che a Monfalcone se parla bisiac, abbiamo pensato di tradurre le nostre tipiche canzoni, quale Viva la Rocca, nelle lingue appunto delle minoranze presenti in città, sloveno, bengalese e rumeno. Questo, diciamo, è un libricino. Ecco, vedi, siamo anche fortunati dall'Europa che ci bacia, che ci avvolge. E questo libricino lo distribuiremo appunto nelle varie scuole del mandamento. Appunto. Quindi è probabile che magari in quei giorni i bengalesi cantino Viva la Rocca in bengalese.
Guarda, è un esperimento che abbiamo già provato qualche anno fa, proprio fisicamente nelle scuole, ora non è possibile farlo, però è un esperimento che abbiamo già provato ed è riuscito. Avevamo i bambini benglalesi, cinesi e anche di altre etnie che cantavano Viva la Rocca in piazza, proprio nella... italiano lo cantavano. In italiano lo cantavano. Lei sindaco pensa di cantare in bengalese Viva la Rocca? Ma assolutamente no. Assolutamente no. Viva la Rocca, io lo canto in italiano, anzi in bisia. Bene, noi siamo in chiusura, ma tra poco le notizie sportive dove si parlerà del campionato di A1 per l'ASU che comincerà sabato e si presenterà la prima tappa di Cuneo con la squadra più giovane tra le big. Di questo, oltre che di Udinese e di volley, si parlerà tra poco in Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata su Telefrivoli.